Ha sempre una tattica che viene sfruttata per bloccare la mobilità sociale è quella dell'alterità. Che tattica dell'alterità, una classe dominante può stare totalmente tranquilla. Che classe subalterna che non si permettono neanche di toccare lo status quo. Una classe dominante si rappresenterà essa stessa, grazie ai mezzi di comunicazione che essa stessa controlla, come un'altra cosa propria rispetto a tutto quanto l'altro, un'entità infallibile e una a sé. Ma rende una società che vuole parere moderna, liberale, contro i privilegi, e che perciò non ammette nessuna superiorità in nascita. Come si fanno a stabilire queste distanze sociali a priori? Come si fanno che gli spartenze invisibili che mantengono una società immobile a favore di quelli che partono avvantaggiati per mezzo di una superiorità identitaria? La storia moderna sta qui in esempio, e come dentro a tanta cultura e società, tutto hanno tratto, un gruppo si comincia a rifare, un aspetti identitari particolari, per poter reclamare un comando assoluto, uguale a tutto quanto l'altro. Troppo ha scoperto l'America, il mercato di schiavi viene giustificato, con suppostamente superiore livello di civiltà, e gli europei anche rispetto ai selvaggi. Più dopo le conquiste dell'impero coloniale britannico, sono addirittura un pisimo in coppia spalle e l'uomo bianco, che tenesse il dovere di educare la popolazione nativa, fino ad arrivare all'ideologia nazista, che ammetteva solamente i discendenti della razza ariana, come che la specie umana che non si meritava di essere schiavizzata o uccisa. Ma arrivando ai giorni d'oggi, come si fa a imporre l'alterità? Rende un paese come l'Italia, dove non ci stanno a disposizione elementi discriminanti come la religione o come il colore di carne. La lingua. Eppure la lingua, il sistema di comunicazione in una comunità più o meno rossa, può essere l'arma perfetta, rende in mano dei padroni l'immobilità sociale. E la lingua napolitana è uno dell'esempio perfetto, e come dinte in mano in un sistema di governo autocratico, o mezzi di comunicazione in una comunità o in un popolo sano, può essere l'arma o il crimine perfetto a danno della mobilità sociale e della democrazia. Non sono assai i territori che, dinte la storia loro, hanno pattuto tanta guerra e dominazione come in Napoli. La cronologia della storia di questa città è una lista assai lunga di case reali, che a tutta Europa ogni tanto pareva che servivano cagni per venire a comandare il golfo. E società come Napoli era età normanna, angioina o aragonese erano essenzialmente regimi assolutisti, con gerarchia sociale assodata. A dove contadino o masterace si sapevano sto posto loro, sembra che non si erano sfastriati i campani ovviamente. Regime che mo parlavano francese e dopo aragonese, regime che non concependo nemmeno ancora l'idea di istruzione pubblica, lo stava perfettamente bene con il popolo, perché parlava la lingua sua, perché a così chi si rimaneva completamente alienato dalla vita politica, a così come all'epoca si reputava normale o giusto che era. Passati i secoli e pertramente la lingua toscana, quella che noi oggi chiamiamo comunemente italiana, è diventata assieme al latino la lingua ufficiale delle istituzioni tutte attorno alla penisola. Venne la rivoluzione americana e quella francese, si cominciano a sentire termini nuovi, come i diritti dell'uomo e dei cittadini, e addirittura diritti per ogni essere umano a raggiungere la felicità. Nel 1799 Napoli arriva pure a tenere una repubblica, che però il re Ferdinando di Borbone subito leva mesi facendo scorrere il sangue dei patrioti e degli intellettuali che l'avevano dichiarata. I napolitani perciò rimangono ancora sotto pacche di monarchia oscurantista, che si negano ad accettare idee pericolose come Parlamento e Costituzione. E sia vero che il re Francesco di Borbone, quando oramai capisce che l'annessione del regno di Sardegna è cosa fatta, riesce ad essere un napolitano come tutto l'altro e che parla la lingua loro, questo dice sempre in una lettera scritta in toscano, in italiano, e che perciò rimane una sparata egalitaria e un sovrano vinciuto, un re che si vede lo per petto, o popolo amato suo a rindopiato. A diventata parte del regno d'Italia poco formato, roppano per le biscite sotto la legge della dittatura Garibaldi. Dittatura veramente era il titolo ufficiale Garibaldi, fatto che c'era chiaramente un'idea, la regolarità del voto a favore dell'annessione. I napolitani si trovano annanzi un tipo di dominazione completamente nuova, una dominazione che non si basa più dichiaratamente in coppa all'oppressione delle libertà e dei diritti umani, a così come facevano i regimi medievali, ma piuttosto in coppa all'oppressione del senso dell'identità, con scopo finale però che non cagna, la privazione della dignità intellettuale e sociale e il conseguente ostracismo, l'allontanamento forzato dalla vita politica. Ma come fa un establishment nuovo come quello del Regno d'Italia alla loro dignità una civiltà antica come quella napolitana? Hanno un popolo assai povero ma orgoglioso, hanno un popolo che dentro la storia sua ha subito torture di tutti i tipi,
e che con tutto ciò si è sempre saputo aizzare e ha sempre saputo innanzi. Facile. Prima cosa crederanno fermamente e convintamente che i napolitani sono colpevoli di tutti i mali loro. E dopo pigliano che sto pregiudizio loro e impezzano c'è la buona rinde cervello ai napolitani stessi, che se vengono impararsi a sto posto loro, rindughetto che il muro invisibile che l'architetto e l'apartheid postmoderno la stavano aizzando attorno. È l'insulto sistematico che si cominciano a sentire i padroni del risorgimento, al punto che addirittura pure Conte Cavour si sente ironicamente in dovere e cerca tutta la diplomazia a fornire poco, perché non si pensi di cambiare i napoletani ingiuriandoli. Non sono cade o principi in un lavoro di definizione, e ridenotazione e l'identità napolitana, che da una botta fa che l'establishment nuovo non ha nessuna responsabilità verso i progressi civici dei napolitani e secondariamente stabilisce una gerarchia assai precisa a livello nazionale, a dove i napolitani appartengono a quella sottospecie italiana, che sono destinati a rimanere così come sono, per mezzo a loro che sono lazzari, incivili, plebei, animali e compagnie belle. Una volta che l'Italia decide di portare innanzi questo progetto di social engineering, un progetto che la storiografia patria chiama la questione meridionale, una questione, un problema del sud e che è tutto per mezzo del sud appunto, il classe dominante piazzata a Napoli, all'establishment italiano, o l'Ascara, così come una volta la nominai Eugenio Scalfari, o i napolesi come sfotteva Sergio Bruni, a quel punto avremmo avuto solamente amministrato lo status quo, facendosi forte dell'alterità e dell'apoditticità rata alle rimaste nuove e da lingua che parlano questi luoghi. Ma che sta succedendo mo? E come sono cambiate le cose a Napoli? Specialmente negli ultimi 10 anni, a cominciare dalla crisi finanziaria del 2008. A che cioè il paese ha cominciato a sbarraccare, fornendo definitivamente reinvestire finanziariamente e culturalmente rindo progetto Italia. È successo che mentre l'elite l'Ascara Rossa rimangono alienate o spalumate specialmente per la mancanza di opportunità finanziarie importanti, a Napoli è scoppiato un mercatino e l'identità populista, ad una borghesia che pocuno, ma con una pezza di fama all'occhio, sta mettendo in svendita tutta la napolitanità che si trova attorno, dalla gastronomia fino all'arte. Non essendo rimasto niente materiale, perché tutto è stato rubato, rovinato o inquinato. E i super napoletani, che recitano un mantra la mia città, la mia lingua, stanno mettendo in mano un gol a quella stessa identità che questi disprezzano fermamente. L'orgoglio populista della borghesia minuto è una sparata propagandista di un animale troppo appaurato e perciò ancora più arraggiato. Una bestia feroce che sta marcando territorio per poter garantire l'accesso esclusivo a quello bello morso e sostanzioso che sono sempre i napolitani. E che fine fa la lingua napolitana in mezzo a questa resina e l'identità? E beh, pure che si sa da liquidare. Appropriata prima e dopo mesi in liquidazione, toscanizzata a schizzo, a che la stessa borghesia primariamente italofona, che mo reclama la proprietà e il dominio assoluto della lingua bella nostra. E quello cioè che la lingua napolitana è, così come pure quello che questa non è, e che perciò non tiene nessun diritto a aspirare a essere.